Ricoveri ancora in crescita nella Marca, l'ULSS 2 monitora attentamente la situazione. Intanto è effetto accesso libero sulle prenotazioni dei giovani, più 38% rispetto alle previsioni. Dal Veneto e dalla Marca 30.000 firme per la petizione nazionale dei docenti contro il Green Pass a scuola. È l'azione promossa dal sindacato ANEF che chiede aule più grandi e la fine delle classi pollaio. L'allarme lanciato dal mondo della pallavolo e della pallacanestro, la possibilità di riempire di pubblico solo per un terzo i palazzetti mette a rischio la vita stessa delle società sportive. Martedì a Venezia il coordinamento regionale delle prefetture per la gestione dei profughi dall'Afghanistan. Il sindaco di Asolo, che ha già dato la sua disponibilità, lancia un appello ai suoi colleghi e boccia l'ipotesi caserme. Ha confessato il nipote di Paolo Fonsati, il vicepresidente della Trevisani nel Mondo, ucciso nei giorni scorsi in Sardegna. L'uomo ha ammesso di aver accoltellato lo zio al culmine di una lite. 14 anni fa la barbara uccisione dei coniugi Pelliciardi da parte delle belve di Gorgo, messa in paese per ricordare la coppia. Il messaggio di Zaia, vicino al figlio Daniele. In uno dei mesi clou per il settore turistico, una delle strade per Cima Grappa è chiusa a causa di alcuni massi caduti dalle gallerie, un provvedimento che sta mettendo in seria difficoltà la gente delle Malghe. La bufera di lunedì sera ha lasciato segni profondi sul nostro territorio, ma anche sulle persone. Gigi Mardegan, attore e autore teatrale, ha salutato con un epitaffio sui social 8 alberi che aveva piantato oltre 40 anni fa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano torniamo a parlare di Covid con il monitoraggio e la situazione, il punto della situazione con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. I ricoveri in crescita da una parte e i vaccini per i più giovani che proseguono dall'altra, ma con un ritmo ancora troppo lento, anche se l'accesso libero ai centri vaccinali sta dando dei risultati. 40 la scorsa settimana, 50 l'altro ieri, oggi 53. Il numero dei ricoveri di pazienti Covid aumenta costantemente. Abbiamo 5 persone in terapia intensiva a Treviso e due persone in terapia intensiva a Conegliano. Questa è un po' la situazione. Sicuramente abbiamo un numero elevato di persone in terapia intensiva. Tengo a precisare che sono tutte non vaccinate e il rapporto anche numero di ricoveri rispetto alla terapia intensiva è più alto rispetto a altri periodi. Il bollettino registra un computo di 5 decessi nella Marca relativi alle ultime settimane. Pazienti extraospedalieri con pluripatologie deceduti in casa. Sta per ora evitando la terapia intensiva invece una giovane di appena 27 anni ricoverata al Cafoncello. Per fortuna ieri sera mi hanno detto i miei sono riusciti a mantenerla in semi-intensiva, quindi in pneumologia con gli alti flussi per fortuna. Però come possiamo vedere anche i giovani ormai arrivano in terapia intensiva, vanno ad alti flussi in pneumologia, quindi credo che il problema sia evidente. I giovani continuano a vaccinarsi e l'accesso libero sta dando una mano importante, più 38% di accessi rispetto a quelli previsti da prenotazione. Noi oggi vaccinati prima dose sulla popolazione che va a 12-19 siamo al 58,5%. E ottima è anche la percentuale del personale scolastico vaccinato. E arriveremo con la seconda dose a vaccinare il 96% degli insegnanti, quindi il problema, come dire, è stato risolto per quanto riguarda coloro che sono gli educatori di ragazzi. Infine il caso della pallavolista coneglianese Francesca Marcon, colpita da pericardite dopo essersi vaccinata. I casi sono rarissimi, ma comunque ricordo a tutti che è un'infiammazione che comunque può guarire da sola o comunque guarisce con una cura, ma sono quegli eventi rarissimi che avvengono con le vaccinazioni, come possono avvenire con la vaccinazione del tetano o del morbillo o con l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale. A differenza invece di chi prende il Covid, che purtroppo il cosiddetto long Covid, cioè quello che porta dopo il Covid, sono veramente sensazioni e difficoltà che si protraggono nel tempo. E sul caso che continua a far discutere della pallavolista che accusa il vaccino di averle causato la pericardite, interviene anche il dirigente della medicina dello sport di Treviso. Sentite. Non è affatto meravigliato il dirigente della medicina dello sport di Treviso, Patrizio Sarto, del caso della pallavolista di Conegliano Francesca Marcon, costretta a saltare il raduno con il Volley Bergamo per una pericardite che lei attribuisce al vaccino. La pericardite, dice Sarto, è generalmente frequente negli sportivi, sono sufficienti un'influenza o una gastroenterite. Che sia collegata al vaccino è possibile, una casistica esiste già con delle puntualizzazioni. Intanto la probabilità è remotissima. Primo messaggio. Secondo messaggio, la tempistica di manifestazione di questa infiammazione miopericardica
va dal punto zero, dal giorno 0 al massimo, diciamo fino a 90 giorni, ma la concentrazione maggiore avviene tra 0 e 4 giorni. Ok, quindi ci si aspetta in quella, ancorché remotissima probabilità, in quel periodo. Il messaggio che potremmo dire è: fatta la vaccinazione prima e seconda dose, evitare nella settimana dopo la vaccinazione di fare sforzo fisico. La pericardite è un'infiammazione della membrana che riveste il cuore, che spesso è asintomatica e si risolve da sola. Va detto che la percentuale di casi tra i positivi al Covid è invece piuttosto elevata. I dati del nostro gruppo, che abbiamo pubblicato con il gruppo dell'Università di Siena, da Treviso, abbiamo dimostrato che circa il 3-4% degli atleti possono avere una miopericarite da SARS-CoV-2. E quindi dobbiamo fare i conti: 3-4% sui dati che abbiamo testato noi, rispetto allo 0,010 volte 1 del rischio di una miopericardite da vaccinazione. Allo stato attuale i dati dicono che anche la pericardite collegata al vaccino si risolve per lo più restituendo ai pazienti una vita normale. Allo stato attuale i dati che sono riportati in letteratura ci dicono che la stragrande maggioranza viene dimessa senza avere effetti collaterali. Il dirigente della medicina dello sport si mette infine a disposizione di Francesca Marcon. Noi non conosciamo il suo caso, ma se vuole siamo a disposizione come azienda per poterla valutare e seguire se mai ci dovesse essere bisogno, insomma. E adesso vediamo al fronte della protesta di queste settimane, di questi mesi, la galassia dei no Green Pass, Free Vax, anche Novax o No Mask. Il ritorno in piazza l'abbiamo visto anche nel telegiornale del Veneto a Padova, anche a Venezia, e sono tornati in piazza anche a Treviso. Queste sono le immagini relative a poco fa girate dal nostro Lucio Zanato. Come vedete di nuovo la piazza dei signori Grimita, meno gente rispetto alle ultime uscite dei manifestanti, insomma, che si sono radunati in queste settimane, sempre di sabato, in coordinamento con le altre province, e quindi questa è la piazza di oggi, in piazza dei signori. C'è da registrare, lo raccontava il nostro Lucio Zanato, ancora una volta abbiamo già detto un po' e analizzato nel corso degli ultimi giorni anche qualche mugugno da parte dei negozianti, ristoratori, insomma, della zona di piazza dei signori, che sostengono che manifestazioni di questo tipo allontanano anche la clientela, poi soprattutto nel giorno di sabato, per paura degli assembramenti. Quindi c'è un malumore costante dei negozianti vicini, che potrebbero già la prossima settimana ritrovarsi per chiedere ufficialmente al comune di chiedere ai manifestanti, come già stato espresso dal sindaco, un'altra zona dove ritrovarsi. Questa comunque è la piazza in questo momento, insomma, qualche minuto fa in piazza dei signori. E poi c'è chi fa parte del gruppo della categoria dei docenti, che si definisce assolutamente per il vaccino, ma che è contrario al Green Pass, all'obbligo del Green Pass, perché dice il Green Pass non è la soluzione è quella di non avere più le classi pollaio e quindi di avere aule più ampie, perché altrimenti non servirà a molto il Green Pass. Tra questi sono i docenti e il personale scolastico che fa parte del sindacato ANIEF, che in una settimana ha raccolto oltre 100.000 firme a livello nazionale. Di queste 30.000 vengono dal Veneto. Io sono vaccinato, invito i colleghi e il personale scolastico a vaccinarsi, però non ci piace l'obbligo del Green Pass, quindi chiediamo, abbiamo sviluppato una petizione che ha raggiunto in 9 giorni 120.000 firme che presenteremo al Parlamento contro proprio l'obbligo del Green Pass, perché questo è un falso problema. 120.000 firme a livello nazionale, di queste un quarto, 30.000, vengono dal Veneto. La petizione del sindacato docenti ANIEF parte da un assunto: non chiamateci Novax, non lo siamo. Perché se ad ora in Veneto l'86% del personale scolastico è vaccinato, significa che il mondo della scuola ha risposto con responsabilità alla chiamata. Il Green Pass però, attacca ANIEF, non è solo discriminatorio contro chi non è d'accordo, visto che l'obbligo vaccinale non c'è. Il Green Pass, spiegano, non salva dalla pandemia. La petizione chiede la fine delle classi pollaio, lo sdoppiamento delle aule, il raddoppio del numero dei docenti, basandosi su dati del Politecnico di Torino. Nelle scuole, per stare bene in sicurezza, occorrono esattamente 35 metri quadrati.
quindi stanno bene 14 alunni più un docente. A questo poi si aggiunge il distanziamento previsto appunto a causa Covid di 1 metro, quindi i volumi si raddoppiano. Cosa è stato fatto? Assolutamente nulla. Altro capitolo, quello dei tamponi per gli insegnanti non vaccinati. Perché, visto che il governo attualmente prevede delle scuole sentinelle su base appunto del progetto Veneto, dove ogni mese si prevede 100.000 tamponi per allievi under 12 anni, i quali non sono obbligati quindi a vaccino, perché non renderli gratuiti anche ai docenti? Ecco, questo noi non comprendiamo. Perché questa caccia alle streghe, soprattutto per quanto riguarda i docenti? Non parliamo poi dei trasporti. Cosa è stato fatto per i trasporti? Pochissimo o assolutamente nulla. Petizione e attesa di risposte dal governo, pronti all'azione legale di massa se l'obbligo di Green Pass non verrà cancellato. Faremo una class action nei confronti appunto del governo italiano e di questo noi non temiamo nulla. Ancora il Green Pass, ma parliamo stavolta del tradizionale mercatino dell'antiquariato di Borgo Cavour che torna domani a Treviso ed è il primo appuntamento di una serie dove si alternerà l'obbligo del Green Pass per accedere alle bancarelle. Mercatino di Borgo Cavour con il Green Pass, sì, ma solo per gli appuntamenti definiti dalla Regione Veneto come fiere. Vale a dire che ad esempio domani non verrà richiesto, mentre il 3 ottobre per Autunno in Borgo sì. Domani torna, dopo un periodo di ferie, ritorna il mercatino dell'antiquariato senza Green Pass, però ci saranno degli uomini per la sicurezza, per controllare un po' tutto, insomma. Ecco, ma perché senza Green Pass? Perché il nostro è mercato che è come il mercato di Piazza Burchiellati. Per gli altri eventi invece qual è la previsione? Ci sarà il Green Pass o no? Tecnicamente sarebbe obbligatorio perché altri eventi che non siano mercatini ma fiere, come può essere quella dei sapori, quelle di Natale, artigianato, non rientrando nella tipologia di mercato ma di fiere, sarebbe obbligatorio, e questo ci mette un po' in una condizione di difficoltà, perché come si fa a chiedere un Green Pass a tutti i partecipanti col banco, ma anche a chi viene avventore? Come fai a controllare tutti quanti all'aperto? Anche perché la procedura del Green Pass prevede accessi presidiati e personale per controlli, che significa un aumento di costi che per eventi del genere sono insostenibili. Per noi è un costo importante, perché quando inizi ad avere una quindicina di persone in più la domanda è: ha senso farlo per noi un evento del genere? La cronaca adesso, perché ha confessato il nipote di Paolo Fonsatti, il 73enne vicepresidente della Trevisani nel Mondo, ucciso nei giorni scorsi in provincia di Oristano. Il nipote 55enne aveva raccontato di essere stato vittima insieme allo zio di una rapina da parte di sconosciuti, tanto da essersi ferito alle mani, ma la versione non ha da subito convinto i carabinieri, che lo hanno piantonato in ospedale e quindi risentito più volte. Alla fine Fonsatti ha ammesso di aver accoltellato lo zio al culmine di una lite da cui aveva ricevuto un rifiuto all'ennesima richiesta di denaro. Il 55enne ha anche indicato dove ritrovare il coltello gettato in un canale. È un delitto impossibile da dimenticare, il duplice massacro dei coniugi Pellicciardi 14 anni fa a Gorgo al Monticano, e allora anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha voluto ricordare con un post il 14° anniversario del massacro di Gorgo al Monticano, la barbara uccisione dei coniugi Guido Pellicciardi e Lucia Comina. Era la notte del 21 agosto del 2007 quando marito e moglie furono brutalmente assassinati nella dépendance della villa di cui erano custodi. Mi unisco al cordoglio del figlio Daniele e della sua famiglia, che ha combattuto a lungo per avere giustizia per una tragedia che ha profondamente segnato tutta la città e il Veneto intero, ha scritto Zaia nel suo messaggio su Facebook. Una messa per ricordare i coniugi Pellicciardi era in programma nel tardo pomeriggio di oggi a Gorgo al Monticano. Adesso la questione profughi afghani. Martedì a Venezia il tavolo di coordinamento regionale delle prefetture, tutte le prefetture del Veneto, per la gestione dell'arrivo dei profughi dall'Afghanistan. Intanto il primo sindaco di Asolo, il primo peraltro della Marca, aver dato la sua disponibilità nella provincia, lancia un appello ai suoi colleghi e boccia l'ipotesi dell'ex caserma Serena. Volevo anche rispondere ai colleghi sindaci che dicevano lo Stato deve farsi carico
di questa situazione e anche da un punto di vista economico. Lo Stato, per quanto mi riguarda, parlando dell'esperienza della SAI ex SPRAR di Asolo, si sta già facendo carico, cioè il comune di Asolo, i cittadini di Asolo non mettono un centesimo per il SAI ex SPRAR, perché sono tutte risorse del Ministero dell'Interno, Dipartimento della tutela dei diritti internazionali e dell'Europa. L'appello è ai primi cittadini come lui. Non abbiate timori, la gestione dei profughi afghani non deve essere un muro contro muro con il governo e la si può fare al meglio con il sistema dell'accoglienza diffusa. Lo sa bene Mauro Migliorini, che per primo ha dato la disponibilità immediata di 5 posti nella sua Asolo, dove già 15 profughi in fuga dalle guerre risiedono grazie alla rete SAI, ex SPRAR. Martedì a Venezia il coordinamento regionale delle prefetture dovrà pronunciarsi sullo smistamento delle prime 87 persone in arrivo in Veneto. Le caserme, come la ex Serena, potrebbero essere le prime aree da utilizzare, ma secondo Migliorini si tratta di una scelta rivedibile. Secondo me è la peggiore risposta che si possa dare, cioè se è una situazione temporanea per un breve periodo, che vuol dire qualche settimana, non mesi, in attesa di trovare l'accoglienza diffusa, per l'amor di santi va benissimo anche questa in situazioni di emergenza, ma se parliamo di accoglienza ed integrazione, sicuramente le caserme o altri spazi o alberghi dismessi o palazzi dismessi o fatiscenti che accolgono 2, 3, 4, 500 persone, sicuramente non possiamo parlare né di accoglienza né di integrazione. Resta il dibattito forte tra i primi cittadini, anche se il dovere morale dell'accoglienza delle famiglie in fuga è trasversale. Domani in Piazza dei Signori il flash mob organizzato dal Comune di Treviso. Ieri in Piazza Borsa la manifestazione di Django e Coalizione Civica, con le voci di chi l'orrore dei talebani lo conosce bene, chi è scappato da tempo e teme per le proprie famiglie rimaste lì. Ho fatto tutta la domanda per tutte le carte per portarla qua, ma il governo è caduto, non abbiamo più le altre strade, cosa e come dobbiamo fare? Io sono scappato da lì, la mia famiglia è venuta in città Jalalabad, un po' tranquilla in Jalalabad che non c'erano militari afghani. Adesso che è andato via tutti finiti i militari americani è tutto talebani, tutto il paese talebani il controllo da loro. Americani per cosa è venuto in Afghanistan? Che governava talebani, hanno bombardato, ucciso migliaia di afghani. Adesso hanno lasciato il governo a mano talebani, che ancora sono americani lì, loro hanno lasciato il governo a talebani. Questa è la domanda di afghani. Di nuovo la cronaca, c'è anche un 53enne di Castelfranco Veneto tra i feriti per lo scoppio di una bomboletta spray a bordo di una imbarcazione ieri sera a Lignano Sabbiadoro. Il 53enne è un giovane di 25 anni di Ramuscello di Sesto a Regane in provincia di Pordenone, hanno riportato ferite e ustioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri e capitanerie di porto, i due stavano usando la bomboletta spray per alcuni lavori di manutenzione della barca quando questa è scoppiata. L'esplosione li ha fatti cadere in acqua, ma non sono stati subito soccorsi e portati in ospedale per le lesioni. Non sono fortunatamente in pericolo di vita. E adesso una fiaccolata in memoria dei morti sul lavoro, numerosi della Marca in Veneto in questo 2021 purtroppo. È quella organizzata a Montebelluna per domenica prossima, 29 agosto alle 20. Non è un caso che si svolga a Montebelluna davanti al municipio. La manifestazione infatti è promossa da familiari e amici di Mattia Battistetti, il 23enne morto in un cantiere a fine aprile, schiacciato da un carico, da un'impalcatura. Ma l'obiettivo è quello di ricordare tutte le vittime sul lavoro e tenere alta l'attenzione su questo gravissimo problema. Partecipiamo numerosi all'invito stampato nella locandina, accendendo la torcia del nostro cellulare per dimostrare che insieme possiamo difendere la vita sul posto di lavoro. Torniamo a parlare degli effetti delle norme anti-Covid sulle attività, in questo caso delle attività sportive. Torna il grido d'allarme delle società sportive di volley ma anche di basket. La possibilità di riempire di pubblico solo per un terzo i palazzetti, il 35% di limite per il pubblico, mette a rischio la vita stessa delle società sportive. È chiaro che è un grido d'allarme, quindi è un grido disperato. In questo momento possiamo dire
è la fine della pallavolo. Capienza dei palazzetti dello sport al 35%, quando negli stadi di calcio si raggiungerà il 100%. Così si uccide il volley, recitava il manifesto eloquente pubblicato nei giorni scorsi, e lo stesso rischio corre la pallacanestro. Per questa nuova stagione, con l'utilizzo del Green Pass, ci si aspettava ben altro. Campagna abbonamenti, sponsorizzazioni, la stessa attività delle giovanili che coinvolge migliaia di ragazzi, tutto è ancora per aria. Quello che ci terrorizza è la precarietà delle informazioni. Cioè tu oggi parti con 35, non sai se è a scalare, a scendere. L'anno scorso siamo partiti tutti noi con 700 persone su 5.500 che è la capienza e le hanno azzerate dopo 20 giorni. Poter riempire solo un posto su 3 per società da tutto esaurito come De Longhi e Imoco sarebbe fatale, aggiunge Vazzoler. Noi viaggiamo al 90% riempimento medio, cioè siamo su 5.000 persone su 5.400 disponibili media anno. Capisci come l'impatto è drammatico. Allora o hai società quali quelle di Bologna e Milano, dove un mecenate decide alla vecchia maniera di finanziare con decine di milioni di euro, oppure rischi veramente di chiudere tutto. Il tempo stringe, il governo, ribadiscono le società sportive, deve analizzare la questione a fondo e trovare al più presto una soluzione. Oggi ho letto anche delle dichiarazioni del sottosegretario Vestali, dove vorrebbe portare un 100% per quello che è all'aperto e un 50% per gli impianti al chiuso. Noi stiamo lavorando in questa maniera tutti insieme con le leghe, con le federazioni, per cercare assolutamente di aumentare il 35% e portarlo perlomeno a un 50% iniziale, per poi comunque aumentare sempre di più la capienza. Saranno celebrati lunedì alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Merlengo i funerali di Vittorio Tassinari, uno dei volti della democrazia cristiana veneta degli anni '80, cresciuto nella Coldiretti, di cui è stato direttore per Treviso. È stato più volte negli organismi dirigenziali della DC trevigiana. Nel 1985 era entrato in consiglio regionale quando il Veneto Bianco consegna lo scudo crociato a ben 30 dei seggi di Palazzo Ferro-Fini. È l'anno della conferma presidente del trevigiano Carlo Bernini, ma anche dell'entrata della Liga Veneta con Franco Rocchetta. Vittorio Tassinari si è spento giovedì scorso nella sua casa di Ponzano all'età di 83 anni. Adesso parliamo di una protesta, di un accorato appello. In uno dei mesi clou per il settore turistico, una delle strade per Cimagrappa è chiusa da tempo a causa di alcuni massi caduti dalle gallerie. È un provvedimento che sta mettendo in seria difficoltà la gente delle Malghe. Noi abbiamo un periodo di poter avere il turismo che è molto limitato, luglio e agosto, perché a giugno viene su nessuno su di qua. E in più abbiamo grosse difficoltà con la viabilità, perché ci sono strade che non sono collegabili, non sono collegate, sono chiuse. E per strade chiuse si intende questa, ovvero la dorsale tutta trevigiana che da Cimagrappa porta a Pederopa. Qui è come se fosse spezzato un anello che da sempre è frequentato dai turisti. Si sale da Bassano, da Borso del Grappa, si arriva al Sacrario e poi si scende verso il Pian della Bala e il Monte Tomba, in un percorso carico di storia della Grande Guerra, ma anche di sapori delle tante maghe presenti lungo il percorso, che da diversi mesi lamentano un drastico calo di presenza perché chi sale da ovest non può più passare e chi invece sale da est deve ridiscendere per la stessa strada. Però noi viviamo di turismo, perché il formaggio lo vendiamo ai turisti, perché la ristorazione che facciamo, gli spuntini che facciamo in Malga, li facciamo per i turisti. Abbiamo comunque una clientela molto fedele che si ripete nel tempo e vengono quasi sempre gli stessi. Ecco perché spezzare con questi blocchi di cemento il percorso è un danno enorme per chi vive della montagna, anche perché la raccolta del latte da portare ai caseifici e a valle in alcuni casi è tornato indietro nel tempo al trasporto a mano, fino ai punti di raccolta raggiungibili solo con dei furgonetti. La strada è di competenza provinciale e il problema da sempre sono due gallerie che ciclicamente perdono pezzi dalle volte. Fino a qualche anno fa si procedeva allo spostamento delle rocce, ma da quest'anno, finché non saranno fatte nuove volte in cemento, la strada rimarrà chiusa. Ufficialmente, perché come si vede qualche trattore è passato spostando le barriere, con il risultato che il transito è ripreso a rischio e pericolo dei conducenti. Del resto, conclude sconsolato qualche malgaro della zona, per l'opera pubblica ci vorranno anni se non decenni, perché in fondo il Grappa non porta voti. E la prova sta nelle antenne per la copertura telefonica, che tornano puntualmente di moda ad ogni elezione, salvo poi venire regolarmente dimenticate. Quindi noi preserviamo l'ambiente, cerchiamo di ospitare le persone, trovare anche dei prodotti sani e di grande qualità, però dobbiamo avere la viabilità, dobbiamo avere qualche aiuto in più.
Si chiude una settimana che ha visto la bufera, la tempesta, la tromba d'aria che ha colpito la Marca trevigiana con ingentissimi danni. Ha lasciato segni profondi sul territorio ma anche sulle persone. Il caso di Gigi Mardegan, attore, autore teatrale, che ha salutato con un epitafio sui social 8 alberi che lui stesso aveva piantato oltre 40 anni fa. Erano alte 50-60 centimetri e vederle ridotto in questo stato con le radici per aria è un dolore grande. Erano da 40 anni un po' i suoi compagni di vita. 8 tra ciliegi, querce e farnie componevano un piccolo boschetto ispiratore per le sue opere teatrali. Erano perché il vento di lunedì sera li ha atterrati uccidendoli. In particolare questa quercia con le foglie già appassite. Tristezza si prova, l'abbiamo cresciuta come, ripeto, quasi un bambino, dandogli da bere soprattutto i primi anni, abbeverandola, e poi negli anni è cresciuta, ha fatto 30 metri di altezza e poi è rovesciata così, morta. Qualcuno dirà, in fondo sono solo alberi, ma per la sensibilità di un artista erano qualcosa di più, che lasciano un grande vuoto, raccontato dal suo volto triste mentre si aggira tra le alte radici al vento. Ha realizzato un saluto sui social alle sue piante. Sì, diciamo non voleva essere un saluto poetico, soltanto una piccola riflessione. Un epitafio dettato dall'anima, nella più classica delle alchimie, che fa sì che da un dolore l'artista esprima meglio il suo talento. Così gli alberi falciati dal vento diventeranno presto una storia, con un messaggio forte da raccontare in teatro. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Se non ci diamo un taglio, diciamo che andiamo incontro veramente ad altre bruttissime sorprese. E allora, anche dallo sconforto di questo orizzonte, l'artista trova l'ispirazione per una nuova rinascita. Bisogna ricominciare. Pianterò delle nuove piantine, lo spettacolo deve continuare. Adesso le notizie dal Bellunese. E apriamo con la cronaca con il tragico schianto avvenuto nella notte tra 2 auto a Borgo Valbelluna. A perdere la vita il 24enne Ernesto Tessaro, giovane atleta in forza dell'Unione Ciclistica Foen Battistel. Tornava da una festa. Drammatico incidente nella notte. I vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono stati allertati poco prima delle 5 per un incidente stradale in località Molinello, al chilometro 3 della strada provinciale 1 bis nel comune di Borgo Valbelluna. I pompieri provenienti dal distaccamento di Feltre, con l'aiuto dei sanitari accorsi sul posto, hanno provveduto ad estrarre i 2 guidatori, mettendo poi in sicurezza le autovetture. Purtroppo nello scontro frontale ha perso la vita uno degli occupanti dei 2 mezzi. Si tratta di Ernesto Tessaro, 24enne di Cesio Maggiore, che si trovava a bordo di una Alfa Romeo Mito. Indenne invece l'altra persona coinvolta, 38 anni, di Alano di Piave, che guidava la Golf con cui la vettura della vittima si è scontrata. In corso di accertamento da parte dei carabinieri di Feltre le responsabilità in merito all'accaduto. Ed è il 49enne di Feltre Giovanni Marcon, l'alpinista morto ieri pomeriggio sul versante francese del Monte Bianco a 4.000 metri di quota. Era insieme ad altri 2 compagni di cordata italiani rimasti illesi. Stavano scendendo dal Dente del Gigante sulla cresta Rochefort quando è precipitato per oltre 200 metri finendo in un canalone. A dare l'allarme è stata una guida alpina francese che ha assistito al terribile incidente. Continuano i messaggi di cordoglio per la morte del senatore Paolo Saviane. Sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa del decesso. Intanto si moltiplicano i ricordi di chi l'ha conosciuto bene. Si moltiplicano gli attestati di stima dopo la scomparsa di Paolo Saviane, classe 1962, nativo di Ponte nelle Alpi, ma che era residente in Alpago, dove si candidò sindaco e promosse la costruzione della locale sezione della Lega. Fu poi segretario provinciale del partito fino all'elezione a senatore. Con il salto a Roma ha portato nella capitale la voce e i problemi della montagna, le sue necessità, i problemi di un'economia che se non aiutata fatica.
Da giugno 2018 a ottobre 2019 inoltre è stato presidente del comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti. Di lui ricordo soprattutto quei momenti in cui andavamo a Padova assieme al direttivo regionale, io e lui, in rappresentanza della provincia di Belluno, e lì avevamo, essendo in macchina, molte ore assieme, perché 3 anni sono lunghi e abbiamo fatto parecchie volte quella strada assieme, avevamo modo di entrare un po' di più nel personale, nei problemi di ognuno, e sapevo dei suoi problemi di salute, mi teneva costantemente aggiornato, esattamente come si fa con un amico. Imprenditore nel settore del legno, è stato da sempre vicino al mondo delle piccole imprese, cercando di sensibilizzare il governo su quei problemi e quelle difficoltà che appesantiscono il lavoro delle aziende delle terre alte. Tra le sue ultime battaglie, quella per la costituzione di una ZES, zona economica speciale nel Bellunese, strumento individuato come fondamentale per dare respiro ad una provincia difficile e per combatterne lo spopolamento. Te ne sei andato, ho perso un amico e ho perso una persona che sapeva sempre trovare il modo per darti la pacca sulle spalle, per farti coraggio, una persona che sapeva fare squadra, che sapeva lavorare assieme agli altri con umiltà, ascoltando noi colleghi, ma anche tutte quante le associazioni di categoria, tutti coloro che avevano bisogno. Aveva sempre un'attenzione per tutti devo dire, senza fare differenze, senza avere pregiudizi. Saviane si era anche speso a fianco degli allevatori per cercare con la politica soluzioni in merito alla convivenza con il lupo. Con umiltà e senza mai alzare i toni difendeva un'idea di sviluppo del territorio uniforme che non lasciasse indietro nessuno. Ricorre domani il 12° anniversario della tragedia di Falco e della morte del suo equipaggio. Il soccorso alpino ricorderà Dario De Felip, Fabio Spaziani, Marco Zago e Stefano Da Forno con una messa alle 18 nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo a Cortina d'Ampezzo. La funzione religiosa sarà celebrata in memoria dei tanti volontari e colleghi che hanno perso la vita per l'amore del prossimo. Al cordoglio si è unito anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato però come questa sia anche l'occasione per esprimere l'orgoglio che questa terra prova di fronte a tutti coloro che ogni giorno senza clamore compiono un lavoro difficile e rischioso con passione e professionalità, ben sapendo che potrebbe essere anche fatale. A Cortina è scattata la mobilitazione per salvare il Country Club, il circolo esclusivo del tennis della Regina, sede di tornei internazionali e tappa dell'ATP. Già 300 le firme raccolte dal neocomitato che ieri ha consegnato una lettera indirizzata al sindaco Ghedina. Il progetto della pista da bob a Cortina potrebbe nascondere insidie ai danni del Country Club, il circolo di tennis che è un gioiello non solo per i turisti ma anche fucina di giovani promesse. L'uscita infelice di un rappresentante dell'amministrazione ampezzana, vi asfalteremo, non è piaciuta ai frequentatori del country che non hanno perso tempo e si sono costituiti in comitato. 300 le adesioni raccolte in pochi giorni per salvare i campi da tennis dalle colate di cemento previste a Sopiazes. Noi abbiamo detto che bob e tennis, essendo 2 sport olimpici, possono tranquillamente coesistere. Io credo che il country non debba essere asfaltato, ma anzi credo che debba essere rilanciato e rafforzato. Ieri una conferenza stampa per la presentazione del comitato. Nessuna intenzione di fare una guerra fine a se stessa, precisa Pesato, che nella lettera all'amministrazione chiede a nome dei sottoscrittori un incontro con il sindaco di Cortina per vedere il progetto previsto e soprattutto per sapere che fine farà il country. Bisogna capire cosa vuole fare l'amministrazione comunale con questa struttura e bisogna far capire all'amministrazione comunale che non è che si può pensare di stravolgere una zona per mettere magari un piccolo campetto da tennis magari gestito da qualcuno. Tappa dei tornei ATP, al country passano ogni anno nomi molto noti del tennis internazionale, oltre agli appassionati della disciplina che giungono da ogni parte d'Italia. Al comitato ha aderito come semplice cittadina anche l'assessore regionale Elena Donazzan. La regione, spiega Donazzan, nella stesura del progetto per la pista da bob deve sottostare alle richieste del CIO. L'urbanistica e le autorizzazioni spettano al comune, che dovrà anche garantire la sopravvivenza del tennis. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, arrivederci. Villaggio
San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Domenica bel tempo, ma le condizioni tenderanno a peggiorare sulle Alpi per l'avvicinamento di una nuova perturbazione, i cui effetti saranno più diffusi a partire da lunedì 23. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Sarà possibile soltanto qualche occasionale addensamento e locali rovesci a partire dal pomeriggio sui settori montuosi. In serata i fenomeni potrebbero estendersi localmente anche fin verso le pianure limitrofe. Vediamo anche le temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole un po' su tutti i settori, tuttavia in serata non si escludono dei temporali in montagna. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui qualche acquazzone sui settori più settentrionali della regione, sarà asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con Antenna 3. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza.